io sono stato il primo a dire che per quanto mi riguarda dopo Zaia ci deve essere un leghista. Se così non dovesse essere, io ho già la ricetta che è questa idea del tridente attacco, lista Zaia, un capolista Zaia, lista Lega, lista amministratori, con un candidato o una candidata quindi non leghista. insieme agli altri. Cioè, o si fa come vogliamo noi... No, o ci sarà dopo Zaia uno della Lega, oppure andiamo per conto nostro. Ma io ho sempre detto... Oggi c'è un leghista al governo della regione e dire domani ci sarà un altro leghista sarebbe come dire il Veneto è di proprietà nostra. Io non è che mi meraviglio se si siedono su un tavolo, non a Roma, a Milano, va bene? A Milano. Se si siedono su un tavolo a Milano e decidono, non mi meraviglio perché è successo così anche nel 2010. Ma scusa, però se ti parli ho detto Avatar, perché cioè, quelle cose che ho detto io le dicevi tu, cioè adesso guarda, sei Boron, sei il tuo Avatar, perché guarda, dici Roberto, cose che... Guarda Roberto, dicevi quelle stesse cose che ho detto io tu fino a 4 minuti fa. Guarda Roberto, che se tu quello che hai detto, che ti saresti stracciato le vesti e chiameresti la rivolta se Roma decide, dovresti averlo fatto quando hanno deciso a Roma di candidare il sindaco di Padova che il territorio non voleva. Quindi siccome la coerenza ha un senso, penso di averlo detto in tutti i saggi, no? La coerenza ma dove eri? No, sei l'avatar. Ha un senso, no? Sì, sono l'avatar di me stesso che parlo. Sì, infatti, parlo, hai capito? Come tu sei l'avatar di te stesso quando ti comoda di esserlo.